Questa sera verrà presentato un libro sul tema della speranza. Secondo lei, nel tempo storico odierno, segnato purtroppo anche dai conflitti, qual è il valore di questo messaggio e c'è speranza per il futuro? Se non ci fosse speranza non avrebbe senso nessuna azione, nessun rapporto personale, educativo, formativo, mentre il fatto stesso che siamo qui, che ci preoccupiamo del presente e del futuro, dice che desideriamo un cambiamento in meglio e speriamo in questo. Noi possiamo sperare perché ci sono dei segni di speranza in mezzo a tante contraddizioni e tante difficoltà, e il libro di Marco Zabotti ci aiuta a cogliere alcuni di questi segni, ci permette di leggere il presente in maniera realistica, non ingenua, ma ecco, scoprendo possibilità di vita buona, e questo ci dà speranza. Una speranza che nell'orizzonte della fede è legata non tanto al fatto che siamo sicuri che le cose andranno come desideriamo noi, ma sul fatto che in Gesù Dio ha manifestato la sua fiducia nei confronti degli umani.